rialza la testa con i contagi che tornano a salire costantemente. Zaia i prossimi 10 giorni per capire che impatto avrà questo a livello ospedaliero. Oggi la giornata nazionale delle vittime del Covid, poco più di 14.000 in Veneto in 2 anni, il racconto del sindaco infermiere Mauro Migliorini. Quasi 6.000 rifugiati ucraini in Veneto, l'85% sono donne e bambini. La regione fornisce la protezione civile nazionale all'ospedale donato dal Qatar durante la pandemia. Interrogato in carcere il 25enne che ha ucciso a colpi di pistola padre e madre a Chiampo per avere i soldi necessari a comprarsi casa. Il giovane conferma al giudice ogni passaggio della confessione. Ex modella trovata morta in casa a Venezia, forse letale, un mix di farmaci, si attende l'autopsia e i ricordi di amici sui social. 1.000 euro ai propri dipendenti per far fronte al caro bollette e carburante, l'iniziativa dell'azienda Garbellotto di Conegliano. Torna in presenza la Padova Marathon, l'appuntamento del 24 aprile riporterà in città atleti da tutto il mondo che potranno correre all'insegna dello sport e dell'arte. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo, lo avete sentito anche dai titoli, con gli aggiornamenti sul fronte Covid. Oggi, 18 marzo, è la giornata nazionale in ricordo delle vittime del virus, oltre 14.000, esattamente 14.028 in Veneto in 2 anni. E nella nostra regione tornano a salire i contagi. Fondamentali, dice Zaia, i prossimi 10 giorni per capire quale sarà l'impatto sugli ospedali. Quello che sta accadendo in altri paesi europei si sta registrando anche in Italia e in Veneto. La curva dell'epidemia è tornata a salire. Nelle ultime 24 ore nella nostra regione si registrano 6.061 nuove positività, 819 le persone ricoverate, 764 in area non critica, 55 in terapia intensiva. Siamo in allerta, spiega Zaia, che aggiunge come i prossimi 10 giorni siano decisivi. Discriminante è una sola, signori. È rappresentata dal fatto dell'impatto che avremo sull'ospedalizzazione. Ad oggi l'impatto sull'ospedalizzazione è negativo. Il tasso di occupazione dell'area medica è al 7,4%, al 2,4% in terapia intensiva, R/T a 0,90, mentre il modello previsionale a 7 giorni mostra una ventina di persone in terapia intensiva, dimezzato il numero dei pazienti in area medica. Zaia, che avverte che non va abbassata la guardia, dice di condividere la linea adottata ieri dal Consiglio dei Ministri per le riaperture. E a 2 anni dall'inizio dell'emergenza i governatori fanno un bilancio delle spese sostenute per la gestione della pandemia. Tema al centro del vertice a Roma di mercoledì tra gli assessori regionali alla sanità e il ministro Speranza, che ha garantito che la questione economica sostenuta per il Covid sia prioritaria per l'esecutivo. Per il Veneto la spesa ammonta a 1,5 miliardi di euro, 750-800 milioni quanto finora arrivato dal governo al quale proprio il Veneto ha fatto una richiesta precisa che riguarda gli operatori sanitari non vaccinati e da poco guariti dal Covid. Non vaccinati, guariti, nel lasso di tempo di attesa per l'eventuale vaccinazione, vengano reintegrati a lavorare. Intanto oggi in Veneto bandiera a mezz'asta per la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. E questa tragedia che ci ha colpiti, che fa oggi registrare più di 14.000 morti in Veneto. Una tragedia impressa nella mente di tutti coloro che hanno lavorato in prima linea contro il virus negli ospedali, come Mauro Migliorini, sindaco di Asola e infermiere, impegnato nei reparti Covid sin dal febbraio 2020. Entravano in terapia intensiva e non sapevano esattamente se ne sarebbero uscite. I primi giorni, le prime settimane non avevamo nemmeno la possibilità di avere un tablet, un cellulare per far parlare queste persone con i propri familiari. E oltre 2 anni dall'inizio dell'emergenza, si va verso la fine delle restrizioni. Vediamo allora il percorso che porterà al 1° maggio, quando verrà abbandonato definitivamente il sistema del Green Pass. Il 1° aprile termina l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro, sia per under che over 50. A chi ha superato questa soglia di età, sui luoghi di lavoro sarà richiesto soltanto il pass base. Resta comunque l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno per la popolazione over 50, medici, insegnanti e forze dell'ordine. Stop al certificato verde sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà però l'obbligo di indossare la mascherina fino al 30 aprile.
Resta l'obbligo di Green Pass per il trasporto a lunga percorrenza. Dal 1 aprile non sarà più necessario avere almeno il Green Pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei ristoranti e bar all'aperto non sarà più prevista l'esibizione di alcun certificato. Dal 1 aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture all'aperto e dunque anche negli stadi, dove per accedervi sarà comunque richiesto il lasciapassare base, sarà possibile occupare il 100% dei posti. Stop anche alla quarantena da contatto con un caso positivo al Covid, anche per i non vaccinati. Dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza indossando la mascherina FFP2. Decade dunque la differenza tra vaccinati e non. Infine, l'ultima svolta. Dal 1 maggio termina l'obbligo del Green Pass ovunque, anche in ristoranti e bar al chiuso, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Sempre dal 1 maggio via l'obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, anche a scuola. E raccoglie il plauso delle categorie economiche il decreto del governo sulle riaperture, categorie che però devono già fare i conti con un'altra emergenza forse ancora più pressante, quella del caro bollette. È un decreto che stavamo aspettando, arriva un po' in ritardo, ma è il decreto giusto e crediamo e speriamo che questo possa farci ripartire più velocemente. Il Super Green Pass è uno strumento che sicuramente ci ha aiutato a lavorare negli ultimi mesi in cui la situazione pandemica era molto grave. Adesso però che la situazione sta migliorando, siamo contenti che venga finalmente tolto dal governo. È l'allentamento che chiedevano da tempo, per questo tra ristoratori e commercianti c'è soddisfazione per l'ok da parte dell'esecutivo alla fine dello stato di emergenza con tutto il suo corollario di restrizioni. Come sempre però il diavolo si nasconde nei dettagli e l'ultimo decreto non farebbe eccezione. L'unica perplessità che ci rimane dal nuovo decreto è la situazione dei turisti, per i quali sembra che non ci sarà l'obbligo del controllo già dal 1 di aprile, a differenza di quanto dovremo fare invece per gli italiani. Una nuova differenza che a quanto pare non si basa su una necessità sanitaria e che quindi probabilmente potrebbe essere completamente annullata togliendo l'obbligo del Super Green Pass anche tra i locali già dal 1 di aprile anche per gli italiani. Certo, nessuno canta vittoria perché finita o quasi un'emergenza ne restano tante altre. La CGIL condivide l'uscita graduale stabilita dal governo. Credo possa essere la modalità adeguata anche per far riprendere un po' di fiducia, per far riprendere un po' di fiato anche all'economia che in questo momento sta soffrendo anche di altri mali purtroppo molto peggiori del Covid. Il riferimento va ovviamente al caro bolletta. Noi stiamo vedendo un grande gioco della speculazione e questa deve essere la prima, questione che il governo deve affrontare per smantellarla. La cronaca adesso, interrogatorio in carcere per il 25enne vicentino di Chiampo accusato di aver ucciso i genitori. Il giovane ha risposto al magistrato. È stato interrogato Diego Gugole, il 25enne, accusato di aver ucciso a colpi di pistole i genitori Sergio e Lorena nella loro abitazione di Chiampo, un duplice delitto che lui stesso ha confessato quando si è presentato alla caserma dei Carabinieri. Il giovane ha risposto a tutte le domande, come ha riferito il suo legale, l'avvocato Rachele Nicolin. Il 25enne ha confermato sia le dichiarazioni fatte quando si è costituito, sia la spiegazione, ovvero il movente del delitto. La legale, che ha trovato il giovane spaesato come nei giorni scorsi, si è però opposta alla custodia in carcere perché non ritiene ci sia la necessità, non esistendo secondo lei né il pericolo di fuga né quello che ripete i reati. Non ci sarebbero insomma le esigenze per il carcere, altrimenti, affonda il colpo l'avvocato Nicolin, sarebbe una specie di anticipazione della pena prima del processo. In serata però il magistrato avrebbe confermato la custodia in carcere per Gugole. Intanto la procura di Vicenza ha disposto l'autopsia sui due corpi che verrà effettuata nei prossimi giorni. Ci spostiamo nel Trevigiano, a Mogliano, con l'aggressione ad una ventenne che è comparso davanti al giudice, il 28enne albanese accusato di aver tentato di violentare la giovane. Non volevo farle del male, sono stato frainteso, ha detto il ragazzo. Il fermo è stato convalidato e l'uomo resta in carcere.
Non volevo violentarla, sono stato frainteso. Sono queste le parole del 28enne albanese davanti alla GIP. Si è difeso dalle accuse mosse dalla giovane che ha raccontato tutta un'altra versione. La ragazza sotto shock ha riferito agli investigatori di essere stata aggredita violentemente, palpeggiata e presa per il collo. I due si sono incontrati in un parcheggio nei pressi del sottopasso ferroviario. Si conoscevano di vista e l'uomo ha fermato la 28enne che in bicicletta stava rientrando da una serata con gli amici. Avrebbero trascorso un po' di tempo insieme. Fin qui sembra che le versioni coincidano. Poi le due versioni divergono ovviamente perché lui nega nella maniera più categorica di aver mai fatto profferte sessuali né aver mai tentato di violentare questa ragazza. Dice che tutto si è trattato di un equivoco. L'avvocato Giorgio Pietramala di Venezia parla anche di quelle mani sul collo viste dai vigili del fuoco che hanno salvato la giovane. Ecco, questo gli è stato contestato dal giudice e lui ha risposto dicendo che si è trattato di un equivoco. Lui ha fatto un gesto che è stato mal interpretato dai pompieri che sono passati lì per caso quella notte. E cioè cosa voleva fare? Ma lui ha detto che voleva sostanzialmente evitare che questa ragazza potesse avere problemi con le macchine che stavano passando, visto che lei camminava in mezzo alla strada. Il fermo del 28enne è stato convalidato e nonostante il legale avesse chiesto la misura degli arresti domiciliari, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Ora faremo il ricorso al Tribunale dell'esame per poter cercare di dimostrare l'insufficienza di gravi indizi. Ora saranno importanti le immagini delle videocamere già acquisite dai carabinieri per ricostruire quei momenti. Intanto il 28enne pregiudicato rimane in carcere. Nel 2016 il giovane albanese era stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di aver pestato assieme ad una banda un cameriere facendolo finire in rianimazione. Il giallo della morte dell'ex modella trovata senza vita in casa a Venezia. In attesa dell'esito dell'autopsia sul corpo della 53enne sono molti messaggi di solidarietà giunti al papà Paolo nelle ultime ore. Potrebbe essere stato un mix letale di farmaci a uccidere Claudia Bernardi, l'ex modella 53enne trovata morta nella sua abitazione veneziana in Sestiere San Marco, tra Campo Sant'Angelo e Campo Santo Stefano. È stato il papà Paolo, ex ispettore doganale in pensione, a chiamare la polizia, non sentendo la figlia da giorni e non riuscendo a entrare in casa perché privo delle chiavi. La porta infatti era chiusa dall'interno. Contattato, il padre molto provato non se l'è sentita di comparire davanti alle nostre telecamere, ma si è abbandonato a uno sfogo telefonico in tutto il suo dolore. Ho visto molto affetto nei confronti di Claudia, ha detto, erano in molti a volerle bene. Lei ha avuto una vita travagliata, prosegue, ma era una persona buona e generosa. Quando gli agenti della polizia lagunare sono entrati in casa, aiutati dai vigili del fuoco, il corpo di Claudia, mamma di un 18enne, era a terra. Sul corpo dei lividi, alcuni compatibili con la caduta a terra, ma anche un occhio nero e una finestra rimasta aperta. La casa era in disordine, aspetti che hanno spinto gli investigatori col medico legale a un primo esame esterno del corpo, in attesa dell'autopsia. L'indagine medico-scientifica ha però escluso una morte violenta. Più probabile che a uccidere Claudia sia stata un'overdose letale di farmaci o sostanze sospette sequestrate dalla polizia, ma questo potrà rivelarlo solo l'esame autoptico. E adesso il punto sull'accoglienza dei rifugiati ucraini in Veneto, oltre 11.000 quelli finora transitati nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi sono 5.900 i rifugiati ucraini alloggiati in Veneto presso familiari o negli hub. 4 su 10 hanno meno di 14 anni, 1 su 2 ha tra i 15 e i 50 anni. Le donne rappresentano il 71% degli arrivi, dunque complessivamente l'85% dei profughi presenti nella nostra regione è composto da donne e bambini. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, in Veneto sono stati effettuati 11.331 tamponi con un tasso di positività del 2,7%. Stiamo sequenziando tutti i tamponi positivi degli ucraini per capire se siamo in ambito Omicron 2 o se c'è qualcos'altro. Una trentina le persone finora ricoverate. Attualmente negli ospedali della regione si trovano 20 rifugiati, tra loro 14 bambini. Nella maggior parte dei casi pazienti oncologici. 197 invece i profughi ospitati nei 3 hub regionali di prima accoglienza, 97 a Isola della Scala, 18 a Valdobbiadene e 85 a Noale, struttura ora chiusa per un piccolo cluster. Sul fronte dell'accoglienza diffusa sono 4.500
alle telefonate da parte dei cittadini che hanno messo a disposizione 9.200 posti letto. Le donazioni hanno invece superato il $500.000 di euro. Ma se dovessero essere confermate le stime che parlano di 50.000 persone in arrivo in Veneto nelle prossime settimane, saranno necessarie ulteriori misure. Ogni cittadino mette a disposizione una cameretta, oppure bisognerà cominciare a pensare a strutture alternative, anche, capite che io mi rifiuto di pensare di pensare a cominciare a ragionare di tende, di tendopoli o altro, perché poi vuol dire veramente che siamo in guerra. Intanto il Veneto ha donato alla Protezione Civile Nazionale l'ospedale del Qatar che gli era stato regalato durante la pandemia. Tutto il blocco grande lo mandiamo per creare un centro di accoglienza per l'Ucraina e quindi lo carichiamo, non so dove andrà, probabilmente andrà al confine. E per la gestione dell'emergenza profughi dal Veneto sono arrivate delle richieste al governo. E i fondi siano stanziati nella contabilità speciale e non più sul fondo sanitario. Abbiamo chiesto anche che ci sia una proroga di tutto quello che sono le deroghe per le strutture sanitarie, ad esempio l'ospedale di Valdobbiadene è riaperto perché avevamo avuto la deroga Covid, di fare una deroga, questo l'ho chiesto io personalmente, nella previsione dell'ospitalità per gli ucraini. E nel Padovano a Monselice sono arrivati proprio i primi 46 profughi, alloggeranno per alcuni giorni nell'ex ospedale, partita la macchina dell'accoglienza e del volontariato. Venerdì ore 10 all'ex ospedale di Monselice si mette in moto la macchina dell'accoglienza dei profughi ucraini. Dal pullman scendono in 46. Non ci sono uomini adulti ma mamme con figli di tutte le età, anche maggiorenni, donne giovani e meno giovani. Ci sono anche degli orfani insieme alla direttrice della comunità che li ospitava vicino Kiev. A tutti subito il tampone. Verificato l'esito negativo del tampone, vengono poi registrati in entrata nel lab da parte della GESCI e a quel punto possono entrare nella struttura e naturalmente finalmente riposarci un po' perché hanno fatto un viaggio di 30 ore senza soste. I passaporti sono scritti in cirillico. A facilitare le comunicazioni con gli italiani un gruppo di uomini e donne originari di Ucraina, Moldavia, Bielorussia e perfino Russia che vivono nel Monselicense. Mobilitata anche la protezione civile, anche di altri comuni, i carabinieri in congedo, la Croce Rossa, le parrocchie e ovviamente l'ULSS 6. L'ospedale sarà la loro casa per quanto tempo, Sindaco? Allora, questo non lo sappiamo per quanto sarà la loro casa, però abbiamo cercato di preparare tutto in maniera che sia come una casa accogliente davvero, il più possibile, grazie anche alle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Dovrebbero rimanere dai 2-3 fino ai 6-7 giorni, però questo non è certo per il momento, ecco, non sappiamo ancora. Agli ucraini viene poi rilasciata la tessera sanitaria provvisoria per usufruire dei servizi urgenti. Chi volesse donare beni vada sul sito internet del comune, ci sono tutte le informazioni. La raccolta avviene nelle parrocchie. Poi ci sono le storie. Quella di Vittorio da Due Ville, Vicenza, che dice è venuto a prendere la sua bambina ucraina. La bambina oggi ha 19 anni, ma a casa della sua famiglia va e viene da quando era piccola. Lei lo chiama papà e i suoi figli la chiamano sorella. Vittorio la porterà al sicuro dalla guerra. Impossibile un'intervista. Vittorio è il veneto che fa del bene nel silenzio. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. 1.000 euro ai propri dipendenti per far fronte al caro bollette è l'iniziativa dell'azienda Garbellotto di Conegliano. Il caro bollette e l'impennata dei prezzi carburante ha messo in gravi difficoltà imprese e famiglie. Così la storica azienda Garbellotto SPA ha deciso di aiutare i propri dipendenti. Il momento del caro vita è importante. Noi abbiamo sempre considerato la nostra una famiglia aziendale più che un'azienda familiare e quindi sfruttando il piano del welfare abbiamo deciso di dare un bonus di 1.000 euro ad ogni bottaio per aiutarli in questo momento chiaramente difficile. Il bonus verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale. Il piano welfare che cosa vuol dire? Che questo bonus è dato tramite buoni carburante, buoni spesa, buoni per il corredo scolastico dei figli e tante altre cose, in modo tale che è detassato e ci ha permesso di dare un bonus che sia
concreto, che sia tangibile. Un'iniziativa questa a favore dei dipendenti che va di pari passo con i progetti di sostenibilità dell'azienda, in un momento in cui molte imprese stanno chiudendo o sospendendo l'attività proprio a causa del rincaro energetico. Noi per fortuna abbiamo fatto un piano di sviluppo del nostro impianto fotovoltaico che ci permetterà di arrivare a luglio a una copertura quasi totale del nostro fabbisogno energetico e quindi ci permetterà insomma di superare il momento. Il mondo del vino e delle botti sta funzionando. In questo momento, ci spiega Garbellotto, non risentiamo della grave situazione della congiuntura geopolitica. Diversa la situazione per altri settori. Io credo che bisogna andare incontro alle imprese e alle famiglie. Voi immaginatevi banalmente l'IVA riferita a 122 su 200 diventa 44, quindi c'è un getto di IVA che è più che raddoppiato. Di conseguenza credo che il governo possa fare dei tagli e possa anche fare un piano di sviluppo energetico del Paese che ci permetta di superare il momento nei prossimi, a medio e anche a lungo periodo, perché l'Italia è uno Stato manifatturiero e deve arrivare a una produzione di energia che sia consona per lo sviluppo di questo settore. E adesso il flash mob per la pace degli studenti dell'Istituto Fusinieri di Vicenza. Comunque vada, è stato un successo, forza d'animo, spirito di solidarietà, voglia di dare un contributo, per quanto piccolo e locale, alla drammatica situazione internazionale. E così insegnanti e studenti dell'Istituto Fusinieri di Vicenza, 800 tra ragazzi e personale scolastico, raccolgono l'invito della dirigente provinciale e organizzano un flash mob, un gesto simbolico ma profondo. Una trentina di rappresentanti degli studenti formano in cortile con i loro corpi una frase: no war, no alla guerra, che è più forte di un semplice grido o di una raccolta di firme. Risposta entusiasta, sono stati contentissimi, fino a ieri sera hanno organizzato tramite i gruppi WhatsApp e anche noi docenti li abbiamo aiutato tutti quanti. È una settimana che proponiamo anche attività con l'ISPI, delle videoconferenze e quindi insomma è una cosa che sentiamo molto perché vogliamo proprio ribadire il nostro no alla guerra. Ed è sempre importante ricordare anche magari la fortuna che abbiamo nel non essere in queste situazioni qua di guerra e aiutare invece chi ne ha bisogno. Ecco. Ci è sembrata un'iniziativa comunque molto corretta per sensibilizzare sul tema della pace, non solamente nell'ambito dell'Ucraina, ma in generale nel mondo, perché appunto c'è bisogno di pace. La guerra sta scuotendo le loro coscienze, i ragazzi vogliono sapere, chiedono del passato per sperare nel futuro e trasferiscono la discussione sulle bombe in Ucraina, sulla guerra vera e spietata, sulle vittime civili, su un popolo devastato, anche a casa con i loro genitori. E noi giovani nel nostro piccolo possiamo sempre fare la differenza sotto qualche punto di vista e è stata assolutamente una buona iniziativa a livello sociale anche nel territorio da parte della nostra scuola. E l'abbiamo fatto volentieri per mandare questo messaggio nel nostro piccolo al mondo. La voglia dei ragazzi di esserci e di farsi sentire non finisce qui. Nei prossimi giorni si raccoglieranno generi di prima necessità al Fusinieri e gli scatoloni verranno consegnati al punto di raccolta più vicino alla scuola, nella parrocchia di San Giuseppe, per dare anche un segno tangibile. Il flash mob è stato organizzato contemporaneamente anche in molte altre scuole vicentine. Ci sarà un progetto dove tutti i video di tutte le scuole provinciali uniranno questi video flash mob che si sono creati per unirli e fare un video completo da dopo penso girare per tutta la regione Veneto. Torna in presenza la Padova Marathon, l'appuntamento del 24 aprile riporterà in città atleti da tutto il mondo che potranno correre all'insegna dello sport ma anche dell'arte. Padova Marathon, Padova Urbs Picta, due declinazioni che hanno reso famosa la città, che si uniscono per il primo grande evento dall'inizio della pandemia. Il 24 aprile torna la maratona insieme alle stracittadine non competitive. Quest'anno, in occasione del riconoscimento UNESCO ottenuto nel 2021, verrà coinvolto l'intero sistema Padova all'insegna dello slogan Running to Art. Un evento che vuole essere segnale di speranza e di ripartenza dopo i 2 anni difficili della pandemia che hanno cancellato manifestazioni sportive e culturali. Maratona, mezza maratona, 10, 5, quindi tutti assieme abbiamo
Abbiamo voluto fare veramente un sistema che possa consentire alla nostra città di finalmente festeggiare. Torna la maratona classica di 42 km con il circuito che parte dallo Stadio Ganeo, attraversa Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano e arriva in Prato della Valle. Poi c'è la mezza maratona di 21 km che parte dalle Terme e soprattutto tornano le stracittadine di 12, 5 e 1 chilometro. Le partenze saranno scaglionate per coinvolgere al meglio atleti e podisti. La prevendita dei pettorali per le 3 corse non competitive è disponibile dal 26 marzo nei supermercati Ali, ma la novità più grande sarà la maratona della cultura, perché dal 22 al 25 aprile l'assessorato alla cultura di Padova ha autorizzato l'ingresso gratuito nei musei per gli atleti. Tutti coloro che aderiscono alla maratona avranno la possibilità di entrare gratuitamente in Palazzo della Ragione, al Museo degli Eremitani, ma soprattutto l'evento sarà brandizzato. Come dire, la maratona di Padova è uno strumento con cui viene raccontato al mondo che la Urbs Picta è uno degli elementi costitutivi dell'identità anche sportiva della nostra città. Immancabile poi la parte della solidarietà con le associazioni affiliate alla corsa a cui è possibile donare. È la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al Meteo. Weekend di bel tempo, ma nuova irruzione di aria fredda dalla Russia verso l'Italia. La fase siccitosa poi proseguirà per tutto il mese. Valori termici ancora sotto la media stagionale. Vediamo il dettaglio di sabato 19 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, la grafica infatti ci mostra un cielo sereno. Nelle ore pomeridiane alternanza di nuvole e rasserenamenti. Venti da nord-est, sulla pianura generalmente moderati, così come sui monti. Vediamo anche le temperature che saranno in lieve calo, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere poco nuvoloso con maggiori addensamenti sul Tarvisiano. Soffierà poi bora moderata su pianura e costa. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi residue del mattino si diraderanno lasciando spazio al sole e anche ad una migliore visibilità. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 15-16 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.